Dal territorio locale all'Europa e ritorno. I parlamentari eletti in Veneto vanno a Bruxelles o a Strasburgo, portano le richieste del Veneto, poi tornano qui a raccontare la loro attività. La provincia di Padova ha accolto gli studenti per dimostrare che l'Europa è più vicina di quello che si pensa e che due richieste forti che partono da qui sono quelle per sostenere le infrastrutture, le strade e per favorire la scuola, ad esempio con i progetti Erasmus che saranno rinforzati a favore dei giovani. Che sono i giovani dell'Erasmus, in migliaia da Padova partono in giro per l'Europa e saranno loro la nostra futura classe dirigente. Il trevigiano da Re, membro proprio della Commissione Cultura, quella degli progetti Erasmus, difende le aziende locali. Da portare in Europa la difesa dei nostri prodotti tipici che sono il frutto di generazione di lavoro e soprattutto di conquista agroalimentare fatta proprio per la bontà del prodotto. Quello che la nostra Europa non riconosce, quella che la nostra Europa vorrebbe cancellare e unificare. Le opportunità ci sono, ma chi viene in Italia deve rispettare le regole, altrimenti la giusta competizione commerciale diventa concorrenza sleale. Come italiani non dobbiamo aver paura della Cina, dobbiamo aver paura del mancato rispetto delle regole che vengono imposte in Europa e che spesso non vengono rispettate da altri paesi. Noi dobbiamo pretendere il rispetto delle regole perché i nostri imprenditori ad armi pari sanno competere con il mondo. L'Italia critica l'Europa perché non la conosce abbastanza. Dobbiamo far circolare di più le opportunità. L'Europa è molto più vicina di quel che si pensi, specie per i giovani. Abbiamo considerato noi l'Europa troppo lontana, invece l'Europa è molto più vicina di quello che noi pensiamo. Tant'è vero che nelle visite che ogni parlamentare può portare in Europa io ho portato solo studenti.